Cari amiche e cari amici della Tenna TV, siamo a Rimini e siamo qui per raccontarvi la 93esima adunata nazionale degli alpini. Dopo 2 anni di stop per le note vicende, gli alpini tornano a sfilare e torna anche immancabile la goliardia alpina. Noi non potevamo mancare e soprattutto andremo a raccontarvi con le immagini e con le voci l'emozione degli alpini della sezione di Vittorio Veneto. L'alzabandiera con l'inno d'Italia, cantato da tutti i presenti in piazza Cavour a Rimini, ha dato il via alla 93esima adunata nazionale degli alpini. Sulle note della fanfara alpina taurinense, Vessilia Gagliardetti, insieme ai gonfaloni della città, hanno reso il giusto onore al labbro nazionale. Un'adunata sofferta nell'attesa, rinviata per 2 anni, orfana di tanti soci andati avanti, ai quali si è levato il pensiero di tutti durante la deposizione della corona d'alloro al monumento di Piazza Vittoria. Un inizio vibrante ed emozionante. Direi è stata una forte emozione, è stato un ritorno veramente piacevole a una normalità che speriamo possa continuare. Io credo che sia questo il nostro messaggio, la volontà di un ritorno a una normalità, di guardare al futuro con fiducia, anche se purtroppo sappiamo che la pandemia da un lato non è completamente debellata e dall'altro purtroppo qui vicino in Europa abbiamo una guerra. Io spero che il nostro messaggio di solidarietà, di pace possa arrivare e possa anche in qualche modo contribuire a rasserenare gli animi e fare in modo che si ritorni veramente a un vivere civile, a un convivere, quello che noi vogliamo lanciare oggi come messaggio in questi giorni da questa adunata. Solidarietà, pace, fratellanza. Ecco, questi sono i messaggi forti che noi vorremmo trasmettere veramente con forza da qui, da Rimini e da San Marino. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve la bandiera su bei monti a guerreggiare, Siamo qui con Matteo Zambon, uno dei vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora, l'emozione è palpabile? La sensazione è stupenda. Finalmente dopo 2 anni siamo tornati. Non tanto per la festa, perché la festa la vediamo tutti quanti, sappiamo cos'è, ma per la donata. Domani sarà una domenica di quelle che tutti quanti ricorderanno. Una domenica che tutti ricorderanno perché appunto ormai è dal 2019, è dalla Dunata di Milano che non si poteva vivere la goliardia unita ai momenti anche più seri e istituzionali della Dunata. Che cosa vuol dire una Dunata per un alpino? Per un alpino la Dunata è la cosa interiore più profonda perché rievoca praticamente gli ideali sostanzialmente e anche il senso di alpinità profonda. Finalmente domani tutti assieme potremo passare davanti sul lungomare, tutti assieme e farci riconoscere e riconoscere qual è la nostra alpinità e l'alpinità della sezione di Vittorio e finalmente tornare a quello che era e quello che è la storia. Amici di Cozzuolo, allora si torna finalmente alla Dunata, si torna a vivere le emozioni della Dunata, come sta andando? Molto bene, erano ormai 3 anni a causa di questa brutta pandemia che non potevamo trovarci, felicissimi, io sono qui da venerdì mattina, un divertimento unico, anche grazie ai consueti valori di fratellanza alpina e condivisione di queste esperienze. E quindi da domani si tornerà anche a sfilare, giusto? Sì, domani finalmente dopo 2 anni siamo ritornati a Baita, come dicono gli alpini, siamo ritornati a Baita, in questo splendido paesaggio che è quello di Rimini,
vicino al mare, non si addice agli alpini, ma qua la presenza degli alpini è talmente forte, è talmente importante, ci ha portato qua assieme al vice capogruppo di Cozzuolo, facente funzione di capogruppo perché il nostro capogruppo è rimasto a casa. Massimo Altoè sfilerà con tutti gli altri capogruppo. Come vedete il parterre è di tutto rispetto, ci sono alpini, c'è gente vicina agli alpini, c'è la festa, c'è l'animo alpino che è quello che conta. Cosa dici? È una bella festa o no? Bellissima festa, domani sfileremo in ordine, compatti, come ogni anno, come ogni volta. Come diciamo noi, siamo ritornati a Baita, finalmente si riparte. Maurizio Casetta, vicepresidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora, non sono mancati i momenti ufficiali in questa prima giornata, nella giornata di sabato. Andiamo a raccontarli insieme. Beh, diciamo che è una adunata sui generis questa, perché abbiamo la prima adunata internazionale, così li hanno definita, perché oltre al territorio italiano va a toccare anche un territorio tra virgolette estero, che è comunque lo Stato di San Marino. Allora, oggi abbiamo avuto dei momenti ufficiali a San Marino con il presidente nazionale e con i presidenti di sezione, e oggi pomeriggio abbiamo avuto la messa, la tradizionale messa che accompagna tutte le nostre adunate, che ha appena avuto luogo allo Stadio Neri di Rimini, appunto. E sempre allo stadio, dopo la Santa Messa, c'è stata l'esibizione di 33 fanfare in onore appunto all'inno degli alpini, all'inno il 33 appunto. Ecco questi i momenti ufficiali, ma per un alpino che cosa vuol dire poter tornare a vivere queste emozioni, queste sensazioni? Federico, hai detto bene, poter tornare, 2 anni ci è mancata questa adunata. Finalmente quest'anno abbiamo potuto farla, anche se prima si pensava in modo ridotto, invece sembra che tutto sia normale e speriamo lo sia per davvero. C'è tantissima gente, noi ci stiamo divertendo ovviamente al di fuori dell'ufficialità, e quindi speriamo di portare a casa veramente una bella adunata, e che sia poi il proseguo per i prossimi anni per delle adunate strepitose. Come la marcia bella banda, la banda, come la marcia bella banda, la banda, come la marcia bella banda, la banda, come la marcia bella banda degli alpini. E all'adunata di Rimini, mentre ci stanno accompagnando anche i canti del coro Col di Lana qui in sottofondo,
non potevano mancare gli amici del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Siamo noi, non sono quelli che cantano. Esatto, sono loro. Allora, i muli quando sono arrivati qui a Rimini? I muli sono arrivati a Rimini ieri pomeriggio. Sono partiti, li abbiamo caricati, siamo andati su in stalla, li abbiamo caricati, li abbiamo strigliati e adesso siamo qua tutti a Rimini per fare una grande festa. Tutto pronto per la sfilata di domenica? Quale emozione proverete nel tornare a sfilare? L'emozione c'è sempre, siamo qua dopo 2 anni di Covid, siamo qua tutti insieme. Abbiamo anche la banda qua che canta. Sei sempre stata troppo fedele a me. A Torino un grande saluto ai riminesi per l'ospitalità e una grandissima festa e viva gli alpini. E voi da dove siete? Vicenza, gruppo di Vicenza. Allora come sta andando e com'è il preludio per la giornata di domani? Preludio, domani si va seriamente in adunata a fare la sfilata, però dovremmo essere molti di più, noi siamo molti di più. Vorrei tornare, la rabbia è bella, al casolare. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che
E siamo qui a Rimini con il presidente della sezione di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Allora, Introvigne, come sta andando questa adunata? Direi nel migliore dei modi. Ci siamo col cuore, con lo spirito, ci siamo anche con la presenza numerosa, siamo ben rappresentati davvero. Ecco, forse i numeri erano un po' l'incognita di questa adunata. Come sta andando e come è andata da parte della sezione di Vittorio Veneto? Sì, certo, tutti avevamo un po' di apprensione com'era la ripresa, com'era questa adunata dopo 2 anni di pandemia che ha toccato un po' tutti, che ha lasciato anche tanti lutti. Insomma, io direi che è proprio il segnale forte della ripresa. C'è non solo l'alpinità intera, ma c'è il mondo, c'è la cittadinanza, chi ci ospita volentieri, c'è stato anche il carattere dell'internazionalità con la Repubblica di San Marino. La sezione siamo al meglio, direi, delle forze possibili, 400-500 alpini, il reparto Salmerie, i 3 cori ANA che sono con noi, cioè il Mesulano, il Coglilana, il coro ANA, e quindi ecco, direi che qui c'è tutta Vittorio Veneto. Lei questa mattina ha già sfilato con chi? Sì, sono appena arrivato, tra l'altro in un percorso lungo. Io ho avuto l'onore di affiancare con il presidente nazionale la ricostituita Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e appunto ho fatto scorta assieme al presidente nazionale Collet al gonfalone della presidenza nazionale. È stato un onore e un piacere, siamo stati applauditi e quindi abbiamo anche l'orgoglio di Vittorio Veneto di tornare di nuovo a custodire e a tramandare la memoria dei nostri nonni. Alpini significano valori profondi in un momento storico anche molto difficile. Assolutamente sì, ma l'abbiamo ribadito ieri al teatro, dove ci sono stati saluti e ringraziamenti ufficiali alla presenza del generale Figliolo, alla presenza del generale Gamba, comandante delle truppe alpine, ma del sindaco della città di Rimini, del rappresentante della regione Emilia Romagna, della provincia, direi quindi di tutte le massime autorità, ecco, del rappresentante anche della Repubblica di San Marino. La solidarietà è stata messa in evidenza sotto tutti i profili, tramite i quali appunto si manifesta la nostra disponibilità, la nostra voglia di andare incontro ai bisogni della popolazione e a tramandare anche i nostri valori, rispettati, onorati e che noi proponiamo per le generazioni future. Non a caso stamattina dietro a noi sono sfilati anche i ragazzi che hanno partecipato ai campi scuola ANA dell'anno scorso. Ecco, un saluto quindi in conclusione a chi ci sta seguendo da Vittorio Veneto. Un caloroso saluto da Rimini a tutta la nostra cittadinanza, a tutti i nostri cari alpini che non possono essere tra noi. Noi siamo qui a far festa e a rappresentare anche loro. Viva gli alpini, viva città di Vittorio Veneto, viva l'Italia. La sezione della nostra capitale, la sezione di Roma. Daniele Bassetto, consigliere nazionale ANA. Come sta andando intanto questa 93esima adunata nazionale di Rimini? Direi che si è aperta col migliore degli auspici, la gente aveva voglia di trovarci, aveva voglia di vedersi e oggi sta dando un segnale veramente di rinnovamento e di voglia di vivere in comunità. Era un po' un'incognita, possiamo dirlo, questa adunata che arriva dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid. La risposta però da parte della gente e da parte degli alpini è stata di grande entusiasmo. Sì, la risposta è meravigliosa, come dicevo prima avevamo bisogno di trovarci, abbiamo bisogno di fare squadra e questo lo sta dimostrando.
Bruno Fasani, direttore dell'Alpino, l'attesa è stata tanta, ma finalmente questa 93esima adunata nazionale degli alpini sta avendo luogo ed è un successo. Ma tutto ci lascia intendere che sarà un successo fino alla fine, ma le premesse che abbiamo visto dalle prime ore depongono in questo senso. Qualcuno mi ha chiesto stamattina: ma voi state facendo una parata? No, la parata è un atto dimostrativo di chi vuol far vedere la forza. Il nostro è un appuntamento di fraternità, perché in qualche maniera la sfilata è l'epilogo di 3 giorni di festa in cui abbiamo riscoperto la bellezza di stare insieme come una famiglia. E allora l'atto finale non è che la dimostrazione della gioia che abbiamo provato in questi 2 giorni preventivi a stare insieme, a divertirci e a far vedere che noi siamo davvero una famiglia. Divertimento, goliardia spesso rischiano di sminuire quelli che sono invece i veri valori che voi portate avanti giorno dopo giorno. Beh, io credo che più che fermarci alla scorza dovremo andare alla sostanza, e la sostanza è una sostanziale gioia che c'è nell'animo, ed è una gioia che nasce non solo dalla bellezza di far festa, ma è una gioia di chi ha la coscienza pulita perché ha fatto del bene per gli altri. Non dimentichiamo mai che c'è una frase famosa che dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Io credo che tanta gioia degli alpini sia l'onda di ritorno di quello che hanno dato che si imprime nell'animo. Che poi ci stia anche qualche goliardata, beh, questo diciamo che è la ciliegina sulla torta, ma la sostanza è la gioia di chi ha fatto il proprio dovere. Abbiamo qualche numero in merito a questa adunata o è ancora troppo presto? È un po' prematuro, ma io prevedo che chi sfilerà saranno tra gli 80 e le 100.000, e questo va a intercettare delle annate molto buone. Teniamo presente che usciamo dal Covid, c'è ancora qualche motivo di preoccupazione, però complessivamente credo che gli alpini abbiano proprio sturato la bottiglia di prosecco, non di champagne, di prosecco, per indicare che finalmente è arrivato il momento di rimetterci in pista, e lo stiamo facendo alla grande. 4-5 mesi mi regno congeda. Senti cara Ninetta mia bella, senti cara Ninetta, il treno a E sono tanti i vittoriesi quest'oggi a Rimini per l'adunata. Tra pochi istanti si comincia a sfilare, si torna a sfilare dopo tanto tempo. Sì, era davvero necessario ritornare a questa nostra tradizione, perché altrimenti si rischiavano di perdere un po' i legami che uniscono proprio il corpo degli alpini. Noi abbiamo avuto contezza di questo ieri sera, per esempio nel corso del nostro concerto a Cattolica, quando la gente ci ha veramente accolto con una grande disponibilità e generosità, e sono rimasti tutti emozionati per l'esibizione anche del coro Ana, che è magistralmente diretto dal maestro Perlese. Sindaco Collet, questa mattina l'abbiamo già vista sfilare per la prima volta in maniera particolare. Sì, è la prima volta che il gonfalone dei Cavalieri di Vittorio Veneto partecipa a una sfilata nazionale, e noi abbiamo partecipato fra le prime persone, fra i primi labari che sono sfilati. L'emozione è stata grande, perché rappresentare 1.200.000 decorati Cavalieri di Vittorio Veneto non me la sarei mai aspettata, è la cosa più prestigiosa che la vita mi abbia regalato. E oggi pomeriggio si risfila di nuovo? Si risfila di nuovo con la sezione degli amici alpini di Vittorio Veneto, perché il gonfalone dei Cavalieri di Vittorio Veneto come sede ufficiale è Vittorio Veneto, città della vittoria. Angela Colmeller, non si può mancare all'appuntamento con gli alpini. Assolutamente no, ci mancava da molto tempo, e oggi è veramente una gioia e una festa essere qui a festeggiare il senso della nostra nazione e il senso del volontariato e di tutte queste persone che quando servono ci sono, e dovevamo esserci perché è un orgoglio per noi rappresentarle.
l'importanza dei valori degli alpini in questo momento non propriamente facile per la nostra società e per la nostra umanità. Sono valori importanti, nonché l'impegno, il donarsi agli altri, l'essere solidali. Credo che veramente dovremmo fare una riflessione e tornare a questi valori di fondo, perché orienteranno quella che è la nostra società futura e le giovani generazioni, proprio perché anche loro possano crescere con questo senso di Stato e questo senso soprattutto dell'essere persone. A proposito di giovani generazioni, vedo un neo sindaco abbastanza giovane con la fascia tricolore. Sì, vi presento il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi del comune di Miane, e per noi è un orgoglio che oggi sia qui con noi per presentare anche quello che deve essere l'impegno civico dei tanti studenti, proprio perché qui stiamo celebrando una giornata di educazione civica e credo che questa sia la rappresentazione più bella. E allora ti chiedo quanto è bello essere qui in mezzo a questa distesa di alpini. Beh, io sono Mattia Pederiva ed è davvero molto bello essere qui insieme a loro e a rappresentare anche, stare anche insieme con il mio comune, diciamo, a rappresentarlo, a rappresentare tutti i giovani che magari vorrebbero anche essere qui anche loro. Allora, che cosa vuol dire portare lo striscione della città di Vittorio Veneto? Quale orgoglio? Un grande onore, una cosa immensa. Come sta andando questa adunata? Mi sembra bene da quel che ho visto io. Ma è sempre la solita grande emozione di un popolo alpino che è il simbolo chiaramente della collaborazione, della protezione civile, nasce con gli alpini e quindi siamo con le persone straordinarie che danno il proprio tempo libero a disposizione per le nostre amministrazioni e non solo. Ecco, da quanti anni lei frequenta le adunate degli alpini? Ma ci sono andato sempre da consigliere regionale, ci sono andato poi da sindaco, adesso vengo come parlamentare europeo, oggi rappresento tra l'altro anche il comune di Vittorio Veneto e quindi è un piacere per me e soprattutto un onore. E c'era un po' di astinenza da alpini in questi 2 anni di stop? Sì, la festa alpina mancava da troppo tempo, 2 anni di pandemia ci hanno tenuti lontano, ma questa è una grande giornata per ripartire, per ricominciare e naturalmente viva gli alpini! Non poteva mancare il reparto salmerie della sezione di Vittorio Veneto. Tra pochi istanti sfilerete. Com'è stata l'accoglienza di Rimini? L'accoglienza di Rimini è stata eccezionale, anche se praticamente la stabulazione era in quel di San Marino, dove comunque nonostante le tradizioni alpine non siano riconosciute abbiamo riscosso il nostro successo, molta curiosità, molta simpatia e dopo 2 anni ci mancava molto. Immagino che anche i muli avessero nostalgia delle adunate e delle sfilate. Beh, i muli a 2 o a 4 gambe? Beh, i muli a 4 zampe è stata un po' dura perché abbiamo dovuto fargli un attimo di riscaldamento preventivo perché si abituassero ai suoni, alla gente o quant'altro. Sono un po' affaticati comunque perché la ripresa non è immediata, considerato che hanno comunque un'età media di 16 anni. E considerata anche l'età media degli sconci, anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, però dai, ci stiamo difendendo bene. È già una fortuna che oggi sia una giornata splendida e io auguro a tutti una bellissima adunata. E siamo qui con la direttrice del coro Ana Mesulano che nella serata di sabato si è esibito in un concerto proprio qui a Rimini. Intanto com'è andato questo concerto? Ma abbiamo fatto del nostro meglio e ci siamo divertiti, finalmente si riparte che per noi è la cosa più importante, riportare la coralità, riportare attraverso la coralità l'alpinità e
quale luogo migliore che una Dunata dopo 2 anni come quelli che abbiamo passato? Che cosa vuol dire tornare appunto a sfilare? Tra qualche istante si comincerà a sfilare e sarà come tornare un po' indietro nel tempo. Vi è mancata la sfilata nel corso di una Dunata nazionale? Ma c'è mancata tanto, c'è mancata la sfilata come la Dunata in sé per sé, vuol dire fare gruppo, vuol dire vivere insieme come una famiglia, un coro è un po' questo, vuol dire trovare vecchi amici, vuol dire conoscere nuovi amici e poter vivere appunto questa alpinità che il cappello simboleggia, viverla in carne ed ossa con le persone. Ecco, la domanda è quasi scontata, ma come fa una donna a tenere a bada tutti questi coristi? Con pazienza, determinazione e tanta voglia di fare le cose assieme.
signore e signori, autorità, uomini italiani, donne, arriva la sezione della città della vittoria, la sezione di Vittorio Veneto. Accompagna la tabella indicatrice una nostra cara alpina. La salutiamo con affetto, rappresenta quel nuovo modo di prestare il servizio, rappresenta quella modalità intelligente di vivere la propria età, rappresenta quella continuità storica tra Veci e Boccia, continuità che oggi è nelle medaglie di questa sezione, è nella storia del suo presidente, è nei simboli che rappresentano non solo la fine della quarta guerra risorgimentale, non solo il compimento del disegno legato all'unità nazionale, ma rappresenta anche la caparbia volontà di ricordare uomini e donne indistintamente che hanno fatto l'Italia. E Vittorio Veneto, nella sua austera appartenenza al mondo vescovile, al mondo ecclesiastico, continua oggi a rappresentare tutto questo. I rappresentanti del nostro governo, un europarlamentare, una rappresentante della Camera dei Deputati, i nostri sindaci e sindache alpini, eccoli qua, a testimoniare una continuità territoriale che vede anche nella bandiera delle associazioni combattentistiche d'arma, vede nella commemorazione, nel ricordo delle penne mozze d'Italia, nel vessillo dell'Aspem, un punto di riferimento e una continuità ideale. Così come è continuità ideale la rinata Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto. Sì, perché il motto di Vittorio resta ed è uno solo: Victoria Nobis Victa! Rappresenta la memoria storica di tutti i combattenti durante il primo conflitto mondiale. Queste sono le medaglie d'oro che onorano e fregiano il vessillo sezionale. Non può mancare il riferimento e la consapevolezza che dietro questo vessillo, quello dell'Unione Nazionale Reduci di Russia, c'è un pezzo importantissimo della nostra realtà. E poi le fiamme dei gruppi che si distendono e si adagiano sulla mezza montagna, sul paesaggio collinare, sulle nostre città, memoria e testimonianza di un ambiente e di una bellezza oggi conservata con cura, con intelligenza, perché il motto resta sempre io, il dovere, le cime. E Vittorio Veneto è la città dei cori, coro Ana di Vittorio Veneto, eccolo qua, è come se canta bene. Era in trasferta anche qua per la 93esima adunata, ha cantato venerdì, ha cantato sabato e rappresenta uno dei fiori all'occhiello della sezione. Proprio alcune settimane fa su Linea Bianca hanno avuto modo di essere riconosciuti al grande pubblico. Coro Col di Lana, altra realtà, forse la prima che ha avuto come maestra una ragazza. E che maestra, e che polso, che tempra. Con lei queste nobili voci hanno saputo esprimere i toni e le melodie della nostra tradizione in maniera ineccepibile ed encomiabile. Ed ora gli alpini, al passo di marcia scandito dalla fanfara di una delle nostre brigate, passano i nostri alpini
E qua abbiamo gli alpini del Tolmezzo, gli alpini del Gemona, gli alpini del Pieve di Cadore, gli alpini del Belluno, gli alpini del gruppo Udine, del gruppo Tira e Tas, gli alpini anche del nostro reparto Salmerie, gli alpini anche del nostro reparto Salmerie. Certo, non possono mancare, sono una rappresentanza, la rappresentazione di un mondo che certo non esiste più, ne siamo consapevoli, ma di un mondo che ha stretto un legame inscindibile con l'uomo e con la sua spiritualità. Davanti a voi il bandierone, gettate fiori al passaggio di questi alpini. Se li meritano, non fosse altro che per tutta quella enorme mole di lavoro espresso in opere di solidarietà. E poi scriveva Rudyard Kipling, sale lenta, ondeggiante la colonna delle artiglierie da montagna e primi tra tutti spuntano e sbucano i possenti musi dei nostri grandi muli. S'attardano, aspettano di essere incitati all'ingresso, vogliono l'applauso da parte di questo pubblico di Rimini, vogliono la consapevolezza di tutta Italia che non si tratta solo di umili quadrupedi andati in pensione, ma si tratta di quello che noi chiamavamo la Jeep col pelo. Eccoli qua, arrivano e quest'anno senza portare il simbolo, ovvero il roso, senza il suo basto, senza gli elementi che lo caratterizzavano e che per tanti anni, sin dalla dunata del 1994, aveva caratterizzato la sfilata del reparto Salmerie, arriva Tony. Eccolo qua. Ciao Tony. Ben arrivato. Grazie. E grazie soprattutto ai tuoi sconci, grazie al reparto Salmerie, grazie a questi uomini che con tanta dedizione continuano ad accudire e a curare questi animali straordinari. Perché non finisce qua, sembra facile, ma questi mangiano 2 volte al giorno, questi hanno bisogno di camminare, questi sgroppano, questi devono essere guardati quotidianamente, ovvero richiedono una presenza costante e continua che viene offerta dal volontariato e da questi uomini che vedete sfilare.
Presidente Introvigna, si è appena conclusa la sfilata, la sezione di Vittorio Veneto ha sfilato davanti a migliaia di persone pronti ad applaudire gli alpini. Sì, certo, è stata una gran bella sfilata, una dunata straordinaria nel vero senso della ripartenza non solo di noi alpini, ma io mi auguro anche dell'Italia intera e del mondo, al quale auguro davvero tanta pace e prosperità. Ho appena mandato un ringraziamento a tutti gli onorevoli, ai sindaci di ragazzi, al mio consiglio direttivo, ai collaboratori e a tutti i gruppi, ai capigruppo e agli alpini per la loro presenza massiccia, significativa, partecipata. Ecco, lo spirito è davvero quello alpino, è tornato a vivere in mezzo a noi. Dicevo che Rimini e San Marino ci hanno abbracciato, ma noi abbiamo risposto alla grande. Siamo fieri di esserci e di continuare nello spirito della vera alpinità. E ai suoi alpini che cosa vuole dire? Si sono fatti valere in questa sfilata? Beh, eravamo presenti con tutte le componenti, quindi i gruppi, gli alpini, i 3 cori nostri, il reparto Salmerie, insomma c'eravamo davvero tutti. Auguro davvero che rispondano tutti alle chiamate secondo i bisogni che la nostra collettività, le nostre comunità presentano e dobbiamo tornare ad essere quello che finora siamo stati. Cambieremo magari metodo, tipologia di aiuto, di intervento, ma dobbiamo, ripeto, tornare a fare davvero gli alpini. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno l'Italia intera, ma io dico che a questo punto rispondiamo presenti. Domani un po' di riposo, ma poi si comincia a pensare a Udine. Sì, sono stanco anch'io oggi, da domani ricominceremo a Udine il prossimo anno con migliori auspici, ma tornando a noi nel tempo più vicino, nel tempo presente. Ci siamo dati appuntamento il 12 giugno prossimo a Cappella Maggiore per la dunata sezionale, però dopo andremo anche per il Triveneto ad Asiago e ricorderemo sull'Ortigara la prima dunata nazionale l'8 luglio. Il suo saluto ai telespettatori della Tenda TV. Un saluto col cuore, un abbraccio che porto a tutti loro, a quanti non possono essere tra noi, ma che ci seguono da casa e soprattutto anche agli alpini anziani, coloro che non possono più godere di queste manifestazioni. Un grazie davvero sentito, partecipato, vissuto e auguro a tutti buona vita, prosperità, salute e continuità.